Diciamo della stagione estiva, però noi siamo sempre qui a presentarvi di settimana in settimana comunque sempre qualcosa di interessante. Questa settimana abbiamo una puntata molto, devo dire, molto importante, sì. Ragazze, però prima di andare nel merito della puntata, se siete d'accordo salutiamo tutti quanti, esatto. Ciao Milena. Ciao. Ragazzi, allora, se siete d'accordo, prima di ringraziare ancora gli sponsor, mandiamo subito quelli che sono i consigli, diciamo, di CNA, che di settimana in settimana naturalmente ci fanno... Mi sa che abbiamo un problema tecnico, Maurizio. Io sono partito perché non so se... Ci sentono o ci vedono. Io riazzererei. Ma non siamo inquadrati, no? Siamo in onda? Non siamo in onda? È fantastico. Bene. Beh, siamo qua, allora potremmo intanto farvi un pochettino di ballettino così per intrattenervi un attimino, perché non sarebbe male come momento. Io non so se voi ci vedete, però noi... Non è mai successo, non è mai successo, però, c'è un piccolo blackout che ci mancava. Però, detta questa cosa qui, ci vedono, perfetto. Allora, è una cosa meravigliosa che voi ci state vedendo, perché noi non... E soprattutto importantissimo shampoo che fa miracoli con te, lo diciamo più di una volta. Questa sera acconciatura bellissima, Frida, facciamola vedere. La acconciatura alla grande. Ringraziamo Cristina e Sara. Mentre tu, Milena, vuoi ringraziare chi? Nessuno. Lei dice non ringrazio, noi ringraziamo noi la mamma perché ha fatto Milena, esattamente, ok. Allora, questa sera puntata molto particolare, anche il papà, dice, il papà che dice anche il papà che poi non si sa, volendo, insomma, possiamo sempre sindacare il papà dove... Beh, insomma... Lasciamo stare. Detta questa, allora, puntata molto particolare questa sera, perché allora, prima di vederci la pillola della CNA, che come di settimana in settimana noi vi proponiamo, direi che possiamo conoscere tutti gli ospiti di questa sera, prima di lanciare il tema della serata. Esatto. Abbiamo coperto un attimino, perché questo disguido tecnico ci ha un pochino preso tutti quanti in contropiede, ma insomma l'abbiamo rimediato in qualche modo. Sono gli amici dell'Accademia della Spada, ben arrivati Marco Ottaviani. L'Accademia della Spada sembra quasi un film mitologico, l'Accademia della Spada. E Daniela Massola con la Spada. Bravi e belli ragazzi. Buonasera a tutti. È una disciplina sportiva veramente molto bella e incredibile. E detta questa cosa qui, lanciamo un po' il tema della serata. Abbiamo detto che parleremo di un argomento un pochino che purtroppo riguarda tante situazioni, soprattutto una fascia d'età molto, diciamo, adolescenziale, e parliamo questa settimana del bullismo. E abbiamo in studio con noi degli ospiti importanti, perché comunque è un gruppo, diciamo, di persone che hanno tra l'altro messo a punto un progetto da utilizzare all'interno delle scuole, che comunque sia, insomma, ha reso veramente efficace questa tra virgolette, questa esperienza. Quindi li vogliamo conoscere, li conosciamo subito, sono qua gli ospiti con noi, ci spostiamo tutti quanti. Sì, è un argomento molto importante quello che tratteremo. Forse siamo ritornati in onda, non si sa bene cosa stia succedendo. Allora, andiamo al buio noi stasera, siamo veramente completamente all'oscuro, non è facile, devo dire, però è un'esperienza anche questa. Ma la conosciamo i nostri ospiti. Presentiamo il progetto Mi fido di te. Abbiamo Di chi? No, dico, Mi fido di te, un progetto molto importante. Abbiamo il dottor Albertazzi Gianluca, funzionario della regione Emilia-Romagna e responsabile dell'area polizia locale. Buonasera, ben arrivato. Ben arrivato. La professoressa Santostasi Stefania, professoressa presso la scuola media Mameli di San Giovanni Persiceto. Buonasera. L'ispettore superiore Crema Stefani, responsabile ufficio polizia giudiziaria dell'Unione Terre d'Acqua. Buonasera. E sempre per quanto riguarda la polizia giudiziaria dell'Unione Terre d'Acqua abbiamo anche l'assistente scelto, il signor Badini Marco, e l'assistente Zicola Nico, non so se l'ho detto bene. Ci ho preso. Non un po' articolato. Perché io sbaglio sempre. C'è l'accento che ogni tanto le prende esposta. Così? Zicola, Nicola, Zicola, è un po'... E poi abbiamo il dirigente del polo liceale scientifico di Imola, il signor Lamberto Montanari, nonché rappresentante dell'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici. Buonasera. E Giorgio Bambini, che ovviamente questa sera non poteva mancare perché è il nostro psicoanalista e
tratteremo l'argomento del bullismo ovviamente anche con te dal punto di vista psicologico e non solo. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, argomento un pochino, insomma, puntata abbastanza, insomma, credo molto concentrata, insomma, non è la solita puntata nostra come siamo abituati di solito, intensa stasera. Giorgio, comincio da te. Cos'è il bullismo? Allora, credo che bisognerebbe innanzitutto fare una distinzione preliminare per dire anche cosa non è, cioè io credo che bisogna cominciare a distinguere cos'è l'aggressività, cos'è la violenza, cos'è il bullismo, cos'è il vandalismo, cioè sono tutte dimensioni diverse anche se spesso vengono anche a livello mediatico confuse e generano quindi poi anche una confusione nella comprensione. Quindi se vogliamo definire esattamente cos'è il bullismo, innanzitutto non sempre il bullismo è violenza, non sempre la violenza è bullismo. Innanzitutto questa è una distinzione importante da fare. Il bullismo è una dinamica molto particolare, molto specifica, che riguarda anche generalmente una certa fascia dell'età, prevalentemente l'adolescenza, anche se oggi definire i confini dell'adolescenza è sempre più complicato, perché l'adolescenza tende a iniziare molto prima che in passato e tende a terminare molto dopo rispetto a quelli che erano i confini classici. Il bullismo è anche quindi una dinamica tipicamente a tre. Il bullismo prevede un bullo, prevede una vittima e prevede degli spettatori. Perché il bullo è una figura che ha bisogno di identificare una vittima, che in genere è sempre quella, e ha bisogno che ci siano anche degli spettatori. Potremmo anche dire che poi c'è la vittima che si pone nel ruolo della vittima, per cui se è vero che ogni bullo ha la sua vittima, ogni vittima ha il suo bullo, cioè sono ruoli anche psicologicamente spesso predeterminati. La dinamica del bullismo è una dinamica abbastanza complessa, quindi casomai la vediamo, se vuoi, in un secondo momento. C'è un video interessante che identifica, credo, quello che è il bullismo in questo momento qua, che hanno preparato i nostri amici appunto del progetto Mi Fido di Te, e chiedo alla regia se è pronto il video, naturalmente il primo filmato dedicato al bullismo, così lo facciamo vedere ancora prima di CNA. Enrico, grazie della regia, perché questo credo che identifichi un po' quello che stavi raccontando tu adesso, Giorgio, quindi possiamo mandarlo, Enrico, quando sei pronto con il filmato. Hai visto i messaggi che ha scritto ieri sul gruppo? Sì, li ho visti anch'io. Sono bellissimi. Infatti, Sì, ma se lo meritano, ragazzi, non me li ha anche visti. Sì, infatti. Ciao. Perché mi hanno questi messaggi? Beh, sarà per l'accaduta, quella di ieri, però dai, non sta bene. Domani ti passa tanto, sì. Cosa vi mettete voi sabato sera alla festa? Un vestito nero è bellissimo. Io non lo so, devo ancora decidere. Ciao, cosa fate voi sabato sera? Niente, te come stai? Non bene, perché c'è questo stupido che mi scrive ancora. Non sono affari nostri, non vogliamo più essere in mezzo e quindi cavatela da sola.
Possiamo ringraziare questo video che è veramente molto intenso, devo dire, faccio i complimenti perché insomma, chi è nata l'idea di questo video? No, questo qui è un video, noi a conclusione del percorso che abbiamo fatto nelle scuole abbiamo fatto delle serate in cui i ragazzi raccontavano ai genitori che cosa avevamo fatto con loro, certo. E abbiamo chiesto alle terze medie di realizzare qualsiasi tipo di lavoro con qualsiasi tecnica, certo, che parlasse dei temi affrontati. Questo qui è un lavoro di una terza, che è un po' quello che accade, diciamo, fra i ragazzini di oggi, credo, no? Quindi insomma si prende di mezzo, di mira, diciamo, se vogliamo, un po' una situazione, l'elemento più debole della scuola. Semplificando, in qualche modo, è un video molto bello perché se lo vogliamo analizzare nei suoi contenuti, semplificando, contiene tutti gli elementi caratterizzanti il bullismo, cioè la fissità dei ruoli, il bullo è sempre lui, la vittima è sempre quella, la costanza nel tempo dell'atteggiamento, certo, che è ripetitivo nel tempo, la presenza sempre di un pubblico che osserva la dinamica tra il che non reagisce, tra l'altro, anzi lo abbandona addirittura a un certo punto, il che debole. Partecipa in maniera silenziosa, attenzione, certo, non è che non partecipa in maniera, ha un ruolo anche il pubblico. E soprattutto una cosa che secondo me è importante, perché non so se la dinamica del bullismo presuppone l'assenza degli adulti. Sì. Il bullismo è un fenomeno che avviene in assenza di adulti. Io vorrei chiedere anche alla professoressa Santos Fasi Stefania, visto che lei è in una scuola comunque media, sì, ci parli un pochino anche di quello che è il bullismo nelle scuole oggi? La percezione che abbiamo è una percezione sicuramente di rimando, quello che ci mandano i ragazzi, e facciamo fatica in realtà a renderci conto delle dinamiche che si possono instaurare tra i ragazzi all'interno anche della stessa classe o di classi differenti, e spesso ci vengono degli episodi che possono essere invece ritenuti dai ragazzi buffi, simpatici, ma in realtà poi sono lesivi nei confronti di qualche appunto altro compagno. Anche perché, come diceva prima, comunque la vittima spesso e volentieri non parla proprio perché ha paura, giusto? No, quindi voi dovete cercare di capire le relazioni che si instaurano nelle classi e cercare in qualche modo di osservare tanto e parlare con i ragazzi, instaurare un dialogo positivo. C'è attenzione adesso da parte degli insegnanti, sì, appunto in classe, cioè, sì, perché è un po' il fenomeno, adesso sì, io credo adesso se ne parla tanto, ditemi se sbaglio, sì, perché sì, sì, adesso emerge, perché per fortuna, diciamo, c'è la comunicazione, sono i mezzi di comunicazione, i giornali, la televisione, la radio, quindi insomma arriva una comunicazione, ma c'è sempre stato il bullismo, credo, fin dall'età dell'inizio della scuola, dell'inizio del mondo, se vogliamo, no? Che il più forte deve prevaricare sul più debole, cercare di imporsi. Ma quello non è bullismo. Quello non è bullismo? No, non necessariamente. Cioè, quella può essere anche espressione di una gerarchizzazione, cioè quando all'interno di un gruppo di pari due ragazzi fanno a botte per stabilire chi comanda e uno dei due magari emerge come leader anche attraverso un confronto fisico, quello non è bullismo, quello è un'altra cosa, quello è conflitto sociale. Cioè, quella è un'altra cosa ancora, non era quello che stavo intendendo io in questo momento come mia visione del fenomeno. Sto intendendo proprio il fatto di atteggiarsi, cioè il bullismo c'è sempre stato, non possiamo dire che è solo un fenomeno di adesso. No, assolutamente no. C'è stato probabilmente quando andavi a scuola tu, quando andavo a scuola io, forse anche chi era più vecchio di noi, non si sapeva probabilmente. Io direi che c'è dall'inizio del mondo. Allora senso, esatto, arriviamo lì allora. Sì, però arriviamo lì, ok. Sono d'accordo, però attenzione, non tutti gli scontri fisici all'interno di un gruppo questo mi è chiaro, sono sì. ecco. Poi c'è lo scontro per far vedere io sono più forte di te, che quello fa parte dell'essere animale, tra virgolette, fa parte delle dinamiche di gruppo. Certo. Vorrei anche chiedere all'ispettore superiore Crema, secondo lei quali sono le cause che portano poi a questo tipo di atteggiamento, quindi al bullismo? Perché io credo che non sia solo una, non si può ovviamente circoscrivere su una. No, le cause sono molteplici, sono anche difficili da ritrovare, sicuramente c'è questa prevaricazione che si vuole avere sull'altro. Francamente andare a ricercare le cause e le origini diventa sempre molto complicato, ogni situazione ha un suo inizio, ha un suo svolgimento, ha i suoi attori.
come diceva anche prima lo psicologo, e come abbiamo visto nel video, un altro fattore, a mio avviso, determinante in questi episodi è l'isolamento, cioè i ragazzi vengono lasciati soli dal resto del gruppo e questo favorisce il proseguire di azioni sempre più violente, ma attenzione che violenza non è solo violenza fisica, qui si parla sempre di bullismo e purtroppo sulla stampa esce spesso quando si tratta di violenza fisica. Noi abbiamo trovato invece, facendo questo percorso con i ragazzi, che la cosa che li turba di più e per la quale comunque soffrono di più è la violenza verbale, la violenza psicologica, certo. l'isolamento. Certo. Anche perché è più difficile poi da capire. Ma credo che sia ancora più difficoltoso da affrontare l'isolamento da parte magari dei, come nel video si vedeva, degli amici che poi ti lasciano da solo a un certo punto e diventano ancora peggio loro di quello che magari ti fotti, ti strafotti, ti prendi in giro, insomma, ancora peggio perché chi di cui ti fidavi vedi che a un certo punto anche loro ne vogliono più sapere. In più anche lì diventano parte attiva per il bullo, per perché i bulli vivono e si nutrono di questo, del pubblico, si caricano di questo. Senza il pubblico il bullo non esisterebbe, avrebbe una durata limitata, si limiterebbe questa sera non riesco a proposito di lasciare solo, diciamo, chi è vittima del bullismo, non riesco a far vedere un contributo che avevo trovato, perché in natura molti animali che noi diciamo non lasciano mai solo il più debole del branco, vedi i lupi, vedi piuttosto che, visto che abbiamo parlato di lupi un po' di tempo fa, ma tendono sempre a proteggere il più debole del branco, dove il più forte sta al capobranco. Noi esseri umani invece tendiamo a fare il contrario degli animali, quindi questo mi viene da pensare, vero Giorgio? Ma perché nei branchi degli animali c'è un capobranco, invece nella dinamica del bullismo il capobranco manca, cioè quello che dicevo prima, che è l'aspetto importante, nelle dinamiche del bullismo mancano gli adulti, è per quello che poi anche gli insegnanti spesso non ne hanno una nozione diretta se non attraverso i racconti di chi riesce a parlare, di chi infrange il muro del silenzio, il patto di complicità che è implicito nella dinamica del bullismo, perché quando c'è un adulto il bullismo non si verifica. Anche se, posso dirti una cosa Giorgio, ho visto di recente, tra l'altro poi fenomeni che arrivano soprattutto dall'America, che ci sono stati anche eventi di ragazzini, quindi in branco, che hanno aggredito i genitori, perché i genitori volevano difendere il figlio che stava per essere aggredito. Questo mi ha sconvolto. Dottor Albertazzi, che cosa ne pensa lei? Secondo me siamo nell'ambito di degenerazioni che arrivano, guardo lo psicologo, cominciano a debordare rispetto a quello che è il discorso di una sorta di naturalità del bullismo. Concordo assolutamente, tutti da ragazzini abbiamo subito, abbiamo magari qualche volta agito. Il tema è che tutto questo deve stare dentro un certo determinato contorno, un contorno entro il quale è una dinamica di crescita. Bene o male, se stiamo dentro una normale dinamica possiamo parlare di un modo di crescere, di confrontarsi con la vita. Se andiamo oltre, se arriviamo addirittura ad attaccare, passatemi il termine, i genitori, a quel punto siamo molto borderline proprio. Il tema però, se posso aggiungere una cosa, però, eviterei di usare il termine naturale assegnato alle pratiche bullistiche o al bullismo. Di naturale non c'è niente. Siamo fuori. Certo, siamo naturale fuori. Nel senso di accettato, ecco, probabilmente. Come dirigente scolastico. Che esiste come si diceva prima, che esiste da sempre. La dinamica della vittima è quella di isolarsi, è per quello che resta da sola, perché oltre ad essere angariata, è umiliata ed è abbandonata dagli altri proprio per via di un'umiliazione che è rappresentata nell'azione bullistica, che deve essere ripetitiva per essere tale. Ripetitiva. Ecco, allora ci fermiamo un secondo, Montanari, perché dopo vorrei ripartire da lei, dopo la pubblicità, perché vorrei vedere veramente come la dirigenza scolastica può intervenire a livello di professore. Mi ritorno qua dai nostri amici della scherma, abbiamo pochissimo tempo, dopo magari dedicheremo qualcosina anche a voi, grazie purtroppo per colpa delle interruzioni prima. Ma andiamo intanto quelle famose pillole di CNA che abbiamo anticipato prima, ma che non siamo mai riusciti a vedere per questo problemino tecnico, ce le guardiamo adesso, subito prima della pubblicità, ma sei preparatissimo, lui di tutto. Grazie Maurizio.
Buongiorno, sono Francesca Gramellini, referente di CNA Sicurezza Ambiente e Qualità, società di CNA Imola che si occupa della consulenza in materia di sicurezza sul lavoro. La sicurezza sul lavoro è nata in Italia tanti anni fa, però ad oggi non è ancora un problema risolto, perché la cronaca ci riporta che le società hanno tanti infortuni e soprattutto tanti infortuni mortali. La sicurezza sul lavoro obbliga tutti i datori di lavoro a valutare i rischi connessi alla loro attività lavorativa. L'obbligo è legato a tutte le società che hanno almeno un lavoratore al loro interno e la normativa definisce come lavoratori tutti i dipendenti, i soci lavoratori, gli associati in partecipazione e i beneficiari di tirocini formativi. Non dimentichiamo che però risultano lavoratori ai fini della normativa anche i collaboratori coordinati continuativi e i contratti accessori che negli ultimi anni sono stati prodotti dalla legislazione vigente. Il decreto legislativo di riferimento per la sicurezza sul lavoro è il decreto legislativo 81/2008, che ha come obiettivo quello di perseguire la sicurezza e la salute, che viene definita come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di infortunio o di infermità. Viene infatti ribadito all'articolo 28 che il datore di lavoro ha l'obbligo non delegabile di valutare tutti i rischi connessi alla sua attività, ivi compreso la valutazione da stress lavoro correlato. Sono passati tanti anni dall'entrata in vigore della normativa, tuttavia la valutazione dello stress lavoro correlato risulta ancora un obbligo molto disatteso. Ma che cosa si intende per stress lavoro correlato? L'accordo europeo dell'8 aprile 2004 lo definisce come uno stato di malessere fisico, mentale e sociale legato al fatto che il lavoratore percepisce un gap tra quello che gli viene richiesto e quella che è la sua percezione di essere in grado di fare. La valutazione dello stress lavoro correlato deve quindi rientrare all'interno della valutazione dei rischi e deve poter portare il datore di lavoro a valutare tutte quelle situazioni in cui la pressione sui lavoratori gli crea una discrepanza e un malessere perché è legato a una percezione di errata capacità sulle proprie potenzialità. Comunque, per poter approfondire l'argomento vi aspettiamo a CNA Imola. Speriamo che non si rompa niente. Ci stanno guardando secondo te? Ma anche prima vedete? ci stavano guardando. Sì, stavolta ci siamo qui tutti quanti per voi. Abbiamo in linea anche il nostro coach per eccellenza Marco Antuzzi. Ciao Marco. Buonasera. Ciao Marco. Stasera sta succedendo di tutto, è colpa dei ragazzi della scherma che abbiamo qua dietro, che fanno interferenza con le loro spade, le loro sciabole. Sono loro sicuramente. Ascolta Marco, quindi abbiamo visto la settimana scorsa sei un po' mancato per colpa dei problemi tuoi di linea. Sì, purtroppo. Questa settimana mi ha incuriosito anche me, questa non la conoscevo. Parleremo della tecnica dello scalatore. Che cos'è? Che cos'è? Spiegalo lei che di solito tende ad attaccarsi questo sempre non so ad aggrapparsi agli specchi, la nostra Frida. Spiegaci. È una tecnica che viene dal coaching strategico. Come funziona questa tecnica? Si immagina il nostro obiettivo già raggiunto e poi si elaborano i passi per raggiungerlo partendo dalla fine. Quindi si inizia dalla vetta della montagna e poi si scende. Immaginate quindi il vostro obiettivo ideale già raggiunto e poi scrivete cosa fareste al passo 9, al passo 8, al passo 7 fino a giungere ad oggi. Ah, fantastico! E questo cosa porta a livello di risultato? Cosa serve al nostro cervello fare questa sorta di regressione? Di meccanismo. E questa tecnica innanzitutto, oltre a chiarire le idee su quello che possiamo fare, rompe gli schemi, perché noi spesso quando ci diamo gli obiettivi ragioniamo in maniera schematica, invece dovendo ragionare al contrario sblocchiamo la mente intuitiva e creativa.
Ah, fantastico, quindi... Però Marco deve essere difficile perché se no, tu per hai... te no, perché rompe, quella roba è una cosa che rompe te Se tu hai uno schema mentale da seguire ed è sempre quello, fai fatica ad invertirlo. Lei non è possibile. Come si fa? Proprio questo è il bello della tecnica. La tecnica deve essere faticosa perché proprio essendo faticosa ci costringe a trovare delle nuove vie, delle nuove strade da percorrere, che magari alle quali non avevamo mai pensato fino a questo momento. Bene. Quindi fare la regressione, diciamo, quindi immaginarsi già sopra, diciamo, la vetta e poi tornare, diciamo, alla base, il percorso a ritroso. Marco, Benissimo. ricordiamo allora il tuo ruolo qual è? Tu sei un life coach, fai comunicazione persuasiva, comunicazione efficace, ricordiamo anche i tuoi corsi online. Allora, i miei corsi online li trovate su lifelearning.it o picchepuoi.it e poi novità proprio di fine aprile, primo di maggio, nuovi corsi via Skype, il potere rivoluzionario dei timidi e poi un nuovo corso sulla comunicazione persuasiva con delle tecniche veramente segrete e molto efficaci. Ecco, ricordiamo che la comunicazione non serve solamente per chi deve vendere, serve tutti i giorni, perché viviamo di comunicazione. È impossibile non comunicare e quindi insomma serve tutti quanti i giorni con chiunque noi ci rapportiamo, vero? In qualsiasi contesto. Perfetto. Come diceva Paul Watzlawick, tutto è comunicazione, è impossibile non comunicare. È impossibile non comunicare, perfetto. Grazie Marco. Marco, noi ci vediamo ci sentiamo la prossima settimana e ti aspettiamo in studio il 26. Ti aspettiamo. Va bene. Abbiamo già preparato il posto. Faremo uno esperimento in diretta, vero? Sì, assolutamente. Perfetto, bene, ci divertiremo. Ciao Marco, grazie. Grazie mille. Grazie. Bello. Voi avete bisogno del coach, lo utilizzate il coach nella scherma? Coach motivator. Lui insegna all'Università di Viterbo, preparatissimo, quindi molto molto efficace, perché poi la mentalità è importante. Parliamo della scherma, ragazzi, era una disciplina sportiva meravigliosa che fa bene nella vita, fa bene nello sport, in tutto, vero? Sì, mente e corpo, poi lo sport aiuta sempre, soprattutto magari legandoci un po' anche al discorso di oggi, fare sport, poi schermo o altri sport, aiuta molto magari il ragazzo a prendere una determinata strada, comunque c'è il gruppo, si sta insieme, poi per quello che vedo io nella nostra società sono tutti uniti, quindi non vedo situazioni di malessere da parte di nessuno e aiuta secondo me comunque, vi ripeto, fare uno sport. Magari la scherma è anche uno sport molto psicologico dove si deve usare molto la testa, diciamo che l'hanno impegnato in queste cose più che in altre magari meno belle, passatemi il termine, semplici diciamo. È vero, è fondamentale, un'attività sportiva insomma sicuramente aiuta diciamo a non prendersela magari con qualcun altro per dimostrare che magari insomma quindi si è concentrati veramente. Ecco, voi avete una mission bella che a me mi ha entusiasmato l'altra volta, che è quella comunque insomma di vivere lo sport non con l'angoscia del dover a tutti i costi raggiungere, vincere, essere là sull'Olimpo dei vincitori, lo stress da prestazione. Guarda questo qui, che meraviglia sta qua, che occhi, è già pronta così, è vero, cioè ci si diverte anche, vero? Poi divertendosi cosa succede? Vengono anche i risultati, dai, è fondamentale. È indispensabile. Se non c'è divertimento alla base, i risultati passano in secondo, terzo, quarto piano, secondo me. È verissimo. Ecco, come trasmetti queste cose perché poi quando sono in pedana se le danno di santa ragione, poi alla fine non è che sono lì a pettinare le bambole. Se fanno errori, se sbagliano, non sto a urlargli contro, urlargli magari anche una cosa positiva, un consiglio. No, con calma, bisogna affrontarlo, il problema si affronta insieme. Secondo me anche l'atteggiamento che il maestro deve avere nei confronti dell'allievo, se sei tranquillo trasmetti tranquillità, se sei teso e urli trasmetti agitazione. È vero. E questo anche in allenamento, quindi anche l'allenamento bisogna, diciamo l'allenamento ti porta alla gara, quindi alla gara è poi il momento dove serve vincere. Però ecco, a proposito di gara abbiamo anche dei risultati, vero, che sono comunque venuti, perché insomma diciamolo, no? Vogliamo dirlo un pochettino. Se ci si impegna, i risultati si raggiungono. Quindi vogliamo dire qualche non vuoi elencare quelle icone. Tu da mamma invece come vivi e come fai vivere lo sport? Perché i genitori, sembra strano, ma sono quelli che creano più tensione ai ragazzi di solito che i ragazzi stessi, perché i genitori sono quelli che vorrebbero tutti che fossero dei campioni e poi devi fare lì, stai lì sul pezzo, devi allenarti, perché qua bisogna vincere domenica. Fortuna che di questi genitori in Accademia della Spada non ce ne sono. Esatto, quindi anche il genitore poi diventa parte del genitore ha sicuramente una parte importante nell'educazione dei propri figli, sicuramente la fetta più grande, poi c'è la scuola e accanto alla scuola anche la società sportiva, e sono sicuramente tre componenti della vita di un ragazzo molto molto importanti. Il genitore ha sicuramente
il compito di rendere la crescita del proprio figlio adeguata in collaborazione con la scuola e in collaborazione con la società. Certo. E 3 componenti che devono andare a braccio sicuramente. Nella scherma in particolare, perché io sono la mamma di 2 schermidori, sicuramente c'è un'atmosfera che crea questi presupposti e li nutre. Fondamentale, sì. Certo. E sicuramente il genitore deve stare al suo posto, cioè il genitore deve fare il genitore a casa, a scuola ci sono gli insegnanti e in società ci sono i maestri e gli istruttori, esatto. La collaborazione. Questa è teoria, però sai che poi in pratica non è sempre così. Certo, ma lo sappiamo bene che non è così sempre. Chi è che ha il genitore che stressa? Però... Qualcuno che stressa? Ma no, non sarebbero qua. Non sarebbero qua, insomma, infatti. Lui secondo me c'ha il genitore che un po' lo stressano, secondo me. Assolutamente no, dice perché non si azzardano, Esatto. O ce li hai più grossi di te. Non è più grosso lui. infatti, quindi. No, infatti è fondamentale, insomma il ruolo dei genitori è importantissimo. Sì, è importante anche perché il ragazzo comprende anche e riconosce i diversi ruoli. Certo. È importante tenerli divisi anche se collaborativi al 100%, cioè a 360 gradi. Bravi per come vivete lo sport e soprattutto perché poi insomma dopo li vedremo un po' in azione, ci fai vedere un attacco che un arbitro federale qui al mio fianco. Un arbitro federale, sì, che belli che sono, mamma mia. Che capelli, che ciuffoli belli, perfetto. Dopo li conosciamo dopo anche uno ad uno perché insomma è giusto dare lustro anche ai ragazzi, agli atleti. Sì Maurizio, il ruolo dei genitori oltre che nello sport è importantissimo anche per quanto riguarda ovviamente sul nostro discorso di questa sera del bullismo, vero Giorgio? Sì, il ruolo dei genitori, ma il ruolo degli adulti in generale. Volevo prendere anche degli spunti così orecchiati dalle conversazioni. È vero che lo sport fa molto bene, non c'è alcun dubbio che la dinamica Sì, ma non è tanto questione di sfogo, perché ci sono delle regole soprattutto. Però ad esempio lo sport non è alieno dal bullismo, non in campo o in pedana, negli spogliatoi, dove gli adulti si eclissano possono emergere dinamiche di bullismo. Poi bullismo sostanzialmente, se noi pensiamo alla parola bullismo che viene dall'inglese, in inglese bullying vuol dire fare il prepotente, cioè il bullismo poi sostanzialmente è una dinamica di prepotenza. Per cercare anche di integrare quello che stavamo dicendo prima della pausa pubblicitaria, dove c'era stato un contraddittorio un po' volante tra il preside e il rappresentante della regione sul discorso della naturalità del bullismo. Io credo che si possa fare una riflessione che le integra un po' le 2 posizioni apparentemente contrapposte, cioè nella misura in cui, come penso io, non io ovviamente, gli studi più approfonditi, il bullismo è una dinamica che sottende una dimensione di angoscia legata alla crescita, allora è naturale in questo senso, ma non è naturale il bullismo come di fronte a un'angoscia di andare in rovina non è naturale rubare, ecco. È naturale l'angoscia, perché quello è un evento vitale ineliminabile. E il bullismo è una risposta comportamentale finalizzata alla gestione dell'angoscia di crescere. Oltre al genitore che comunque deve avere assolutamente un occhio di riguardo, anche i professori a scuola, vero? Come vengono gestiti? Perché è interessante sapere da un dirigente scolastico come vengono gestiti i professori, perché poi ci vorrà qualcuno dall'alto che dice stiamo attenti, vediamo questi ragazzi cosa fanno, cosa dicono, il comportamento. Ma ha detto bene l'insegnante prima, ha detto l'ascolto è fondamentale e siccome l'ascolto presuppone che qualcuno parli e di solito gli spettatori di fenomeni di bullismo sono gli stessi adolescenti che rinunciano e abbandonano il campo per diventare le spalle del bullo, occorre che siano gli insegnanti attenti in tutte le situazioni. Il dottore diceva prima gli spogliatoi delle attività sportive, quelli sono luoghi dove avvengono, dove si manifestano questi atteggiamenti che in alcuni casi sono soltanto fenomeni di violenza o di aggressività occasionale, ma quando diventano ripetitivi
e colpiscono i più deboli, i più sensibili, e sempre gli stessi, e che sono sempre i più deboli e i più sensibili, i diversi. C'è poi l'atteggiamento nei confronti del diverso, di quello che non è nel gruppo uguale a tutti gli altri, più fragile, più strano. Allora la scuola deve mettere a punto intanto delle regole precise, le regole che sono stabilite anche dalle norme. Le scuole dovrebbero fare tutte, credo che la scuola qui che ha vissuto questo progetto che è stato proposto avrà fatto senz'altro un patto di corresponsabilità, che è un patto scritto tra la scuola, gli insegnanti, le famiglie e gli studenti. Gli studenti naturalmente nel caso di minorenni sono sostituiti dalle famiglie, e in questo patto sono scritte norme precise che riguardano l'atteggiamento verso l'altro, l'accoglienza, il rispetto. Una volta che queste norme sottoscritte dalle famiglie vengono meno perché non vengono rispettate, la scuola deve intervenire, e intervenire anche pesantemente. Ecco, allora io prima di parlare del progetto Mi fido di te, perché loro hanno, giustamente io quando ho visto questo progetto sono rimasta entusiasta, perché comunque hanno agganciato un metodo di comunicazione veramente straordinario, secondo me, molto efficace. Però vorrei parlare di una forma di bullismo che adesso è attualissima, che è il cyberbullismo, perché tutti insomma, il cyberbullismo, internet, piuttosto che... parliamo il video di prima era bullismo girato dentro la rete, quindi si è trasformato all'interno della rete, esatto. Ma perché un ragazzino che è vittima, diciamo, nella realtà, diciamo, dei fatti, nella scuola, con i compagni, non ha il coraggio di tirarsi fuori da quello che riguarda invece la parte, se vogliamo, quella virale, quella di internet? Perché continua magari a subire, stare ancora lì, a rispondere a... Perché quella è la modalità di relazione prevalente adesso. Perché sono le nuove piazze. Perché è quello. Non c'è più ma non, non riesce a staccarsi da questo... Posso dare un consiglio per vedere un film straordinario dove questo aspetto del bullismo è trattato in una maniera straordinaria, molto cruenta, perché si parla degli Stati Uniti, ed è Moonlight, il film che è appena stato insignito del premio Oscar, e lì c'è un fenomeno che c'è una situazione dove il bullismo e dove le conseguenze gravissime del bullismo su naturalmente la vittima, ma su tutto il contesto, insomma, è estremamente significativo. Il cinema è molto importante. Anche perché oggi, come diceva lei, cioè diciamo che alla fine l'epilogo purtroppo si sa anche qual è, pertanto bisogna intervenire. Ci sono anche degli epiloghi che vanno a finire male, quello è. Io ho fatto la domanda prima del perché uno non si tira fuori dal cyber, dal mondo virale. Anche lei, dottore, stanno messaggiando i bulli da casa? Stavo pensando a un film che volevo far venire in mente il titolo di un altro film che secondo me è sulla stessa, però non mi veniva in mente. Nella realtà dei fatti, quando non avevamo i telefonini, non c'era internet o meno, no? Quando si aveva a che fare con i bulli a scuola, piuttosto che si cercava di evitarli, no? Come non è vero? No, è vero. È vero o non è vero? Solo in parte. Non sempre si riusciva, non sempre si però riusciva. Comunque chi era vittima cercava comunque di anche evitarli, perché era localizzato. Perché invece su internet io rimango lì e accetto e magari non stacco il numero, non lo so, mi chiedo, è un aspetto psicologico anche quello, mi chiedo, poi è più facile parlarne, anche perché una volta ti potevi sottrarre all'atto di bullismo, ma all'atto, nel senso, se ti picchiavano potevi scappare, perché prendere le botte, però in realtà la vittima anche in quelle occasioni si sottraeva solo nella situazione contingente, ma poi la dinamica si ripresentava. Perché, quello che dicevo prima, perché una dinamica a tre dove c'è un bullo designato e una vittima designata? Perché la vittima spesso accetta il ruolo di vittima perché in cambio crede di ottenere l'accettazione e il consenso nel branco, nel gruppo dei pari. Comunque vive in ogni caso una relazione della quale ha bisogno. Perché una relazione, anche quella, è meglio di nessuna relazione. Di nulla. Io vorrei chiedere anche assistente Badin, dal suo punto di vista, perché non riusciamo ad evitare questo cyber, ovviamente, bullismo? Come possiamo appunto cercare di tutelarci, quindi? Allora, evitarlo, viste le abitudini attuali, visto anche l'andamento tecnologico della società, è impossibile. E i ragazzi che abbiamo incontrato noi, poi è stata un'esperienza reciproca, perché anche per noi è stato entrare in un mondo che magari conoscevamo poco. In parte, certo. Però loro vivono di social, quindi comunque per loro il social è una piazza, a loro il social serve per esibirsi, quasi per resistere,
uscire da un social vorrebbe dire escludersi, ed è una fascia d'età nella quale loro cercano comunque la conferma, cercano il gruppo, cercano l'amicizia. Comunque sono ragazzi che vivono fondamentalmente di like, di mi piace, di visualizzazioni. Quindi vorrebbe dire uscire fuori dal mondo sociale che loro frequentano, che è diverso da quello che frequentavamo noi. Che ormai fa ovviamente è più importante quello di quello reale. Allora andiamo nel merito del progetto che hanno il Mi Fido di Te. Mi Fido di Te, parliamo, chi ne vuol parlare di voi, come nasce questo progetto, come si è presentato alle scuole e soprattutto i benefici che ha ottenuto, che ha avuto. Io? Vado io. Vai. Il progetto nasce da esperienze professionali vissute in prima persona, soprattutto dall'ispettore, ma abbastanza frequenti purtroppo nel nostro lavoro. Ci siamo resi conto semplicemente che gli adolescenti non hanno abbastanza interlocutori, vivono un pochino, sono un po' allo sbaraglio, hanno gli smartphone che sono strumenti potentissimi, utilissimi, manca un po' il genitore, vero? Manca anche una figura di riferimento che è più smartphone del figlio, che di fatto è quel punto interrogativo che noi abbiamo messo nel titolo del progetto, perché il titolo del progetto è proprio Mi Fido di Te, cercando col punto interrogativo. È molto forte perché Mi fido di te. Vorremmo provare a togliere il punto interrogativo, farlo togliere a loro, facendo capire che ci sono adulti dei quali ci si deve fidare. Che sono presenti. Che sono presenti. Quindi noi parliamo dei professori, parliamo dei genitori, parliamo degli allenatori anche, chi fa sport eccetera, la figura di riferimento potrebbe essere l'istruttore o l'allenatore, e quindi il progetto fondamentalmente nasce per questo. Ecco, come siete approcciati alle scuole? Voi come avete ottenuto la fiducia dei ragazzi? Perché poi i ragazzi sono venuti a parlare con voi, si sono aperti, hanno cominciato a trasferire la fiducia dei ragazzi, vero, che avevano? La fiducia dei ragazzi è nata giorno per giorno, nel senso che noi siamo entrati, abbiamo subito chiesto, che ci siamo sempre dati del tu con i ragazzi, ci siamo presentati con quei disegni che avete fatto vedere prima. Stavamo guardando, sono dei personaggi molto anche carini, molto che siamo belli, noi, certo. siamo proprio che siamo noi. Siamo noi. Infatti, ma è bello perché avete proprio creato anche comunque una caricatura, insomma, una caricatura che porta a un avvicinamento. Sì, non è una caricatura, di fatto era per spiegare ai ragazzi il concetto di pregiudizio. Quindi noi entravamo in divisa, ma di fatto ce la toglievamo, nel senso che ci mostravamo con questa presentazione, spiegando loro che quelle immagini non erano state scelte singolarmente da ciascuno di noi, ce le siamo reciprocamente attribuiti sulla base di come noi vedevamo l'altro. Certo. Ma questo lo potevamo fare conoscendoci, avendo rispetto, avendo fiducia e non sulla base di un pregiudizio certo. verso uno sconosciuto. Siamo partiti da quello. E anche per fare capire a loro perché noi facevamo una prova, noi li accoglievamo con il sorriso in classe, ci diamo del tu, ci dite il vostro nome, ci chiamiamo per nome, e quindi gli abbiamo dato questa impronta. Loro sapevano perché eravate lì? Sì, assolutamente. Perfetto. Questa impronta familiare. Poi dopo avergli fatto vedere questa immagine facevamo un esperimento, cioè ci mettevamo in piedi, incrociavamo le braccia e dicevamo, dovevano serissimi, dicevamo: se fossimo entrati così, cosa avreste pensato di noi? E lì scattavano tutti i pregiudizi, no? Sì. E sono noiosi, i soliti vigili, quelle cose. Di paese, c'ho il motorino senza marmitta. Esatto, ed era il modo di comunicare con loro ragionandoci e non andando, non ci siamo mai messi in cattedra, non è il nostro modo. Ecco, come è cominciato ad aprirsi? Perché poi è interessante questo, sono venuti insieme davanti a tutti, singolarmente vi hanno preso parte. Mi interessa sapere questo, perché poi qui si vede la riuscita del progetto, secondo me. Sono stati molto bravi. Chi? I vigili. Se adesso professoressa capisco che lei deve risparmiare qualche multa, continua a elogiare il lavoro della polizia municipale, così mi risparmio qualche multa, sto scherzando naturalmente. Hanno instaurato un buon rapporto. Ma infatti avevo immaginato questo. E va detto che non è una sfida facile, perché dobbiamo pensare che
nel momento in cui vai in aula con un uniforme da dei ragazzi in un'età che è quella della ribellione, grosso modo, e c'è un messaggio in più, nel senso che se io associo un tema, lo dicevamo prima, a una divisa, la divisa di solito si occupa di sanzioni, di materia penale, di cose molto gravi, quindi è stata una sfida su cui abbiamo riflettuto anche in anticipo in maniera molto, molto intensa. E i ragazzi si sono aperti subito o c'è stato comunque qualcuno che non... No, abbiamo avuto delle aperture immediate, perché abbiamo avuto dei ragazzi che hanno raccontato le loro vicende inerenti a fatti comunque soprattutto cyberbullismo, comunque bullismo, ed alcuni che non se la sono sentita ci hanno contattato successivamente sul numero WhatsApp che abbiamo lasciato a disposizione, quindi abbiamo avuto casistiche diverse. Però è iniziato da subito, perché già credo fosse la seconda lezione, c'è stata una sorta di outing in classe da parte di un ragazzo. Seconda lezione, insomma, avete acquisito la fiducia veramente in pochissimo tempo. Ma quella è stata anche una cosa molto forte per noi, perché ci ha dato molta fiducia, perché abbiamo capito che stavamo... Eravate sulla strada giusta, insomma. Perché partendo da zero comunque avevamo bisogno anche di un ritorno, di conferme, e sì, è stata una bellissima esperienza. Oggi, molto Giorgio, tu pensi che questo sia utile? Io immagino di sì, perché è utilissimo. Perché poi... questi ragazzi, ma sia i bulli che le vittime che il pubblico, sono in attesa di adulti che li accolgano. Che li aiutino, per cui se ci si pone nella dimensione giusta, non solamente punitiva, coercitiva, non funziona, perché un discorso che mi sembra importante fare è che, attenzione, anche il bullo va accolto, il bullo non va espulso, non va demonizzato. Ma forse va coinvolto anche. Va coinvolto perché anche il bullo sta, col suo comportamento, sta in realtà agendo una sua sta chiedendo aiuto, sta chiedendo aiuto. Io faccio è un disagio. Farsi notare, vero? Guarda, aiuto. Avere l'idea che può controllare una vita che gli pare ingestibile, perché l'ingresso nell'adolescenza è l'ingresso. Quale può essere un segnale che a casa uno si accorge, un genitore, lo dico, non so se c'è un'esperienza, che a casa il genitore si accorge mio figlio è un bullo? C'è? Non c'è? Non sono anonimi? Forse perché i genitori non se ne accorgono neanche di avere il figlio, o perché proprio è mascherato, non se ne accorge? Il genitore non sempre reagisce bene quando si accorge che il figlio è un bullo. Esattamente, ed è coinvolto in vicende di questo genere, e a me sono capitate diverse situazioni dove i genitori hanno difeso le azioni del proprio figlio bullo, sapendo che era un bullo e insistendo sulla logica e sullo stereotipo che tutto sommato queste sono cose che a quest'età sono normali. Aggiungerei che spesso i bulli sono perché sono figli di bulli. Esattamente. Cioè i genitori che in adolescenza probabilmente sono stati bulli, per cui rientra nella dinamica, come diceva Giuseppe. Non è genetico, no, ora a me non piace la parola genetico, però sono quei genitori che, come diceva giustamente lui, dicono sono cose da ragazzi, ci siamo passati tutti, serve a farsi le ossa, serve a... Qual è la procedura, nel momento stesso in cui voi vedete che c'è una situazione di bullismo, qual è la procedura? Cosa scatta nell'immediato? Cosa fate? I professori? Sì. A scuola bisogna dire quello che ha detto il dottore adesso, che bisogna intanto interrompere la situazione, ma chiamando, parlando immediatamente con il responsabile e agendo, e laddove è necessario sanzionare, ma facendo comprendere che la sanzione ha una funzione che è educativa e che non è punitiva e basta, perché altrimenti questo subito dopo ripete esattamente. Poi ovviamente ci sono anche le forze dell'ordine che intervengono. Di riconoscere il bullo e la vittima è una cosa da non dimenticare, non è proprio un dettaglio, che quella dinamica è fissa, per cui il bullo, la vittima, però in una situazione parallela quello che in quella dinamica è un bullo potrebbe essere a sua volta vittima. Assolutamente. Cioè fa il bullo a scuola e vittima in palestra, è vero, ad esempio. Bene, Maurizio, dalla palestra sì, vediamo tutti argomenti interessanti, insomma, come la scherma, come interessanti i nostri amici della scherma. Allora rilassiamoci un attimino, vediamo uno sport meraviglioso, sogniamo un po' con un assalto col nostro giudice federale in carriera, naturalmente, insomma, appena iniziato, complimenti. Vedrete un assalto di spada, che è la disciplina che pratichiamo nella nostra palestra. Fabrizio, Lorenzo e Federico l'arbitro. Perfetto. Vedetevi pure la maschera, faremo un assalto alle 5 stoccate. 5 stoccate. Il bersaglio valido è tutto il corpo.
Sì? Non c'è il segnale stasera, non c'è. Accendi? Ah, ce l'ha, abbiamo Sì, qui. sì. Ah, ok, tutto perfetto. Via, possiamo accendere. Via. Come si dice? Come si lancia il? Via. In guardia, pronti a voi. Ci allontaniamo un Si po' anche noi colpisce perché... solamente con la punta, quindi il punto viene portato con la punta che ha un bottone all'incima. Alt, punto rosso, punto di Lorenzo. Punto rosso di Lorenzo. Punto rosso di Lorenzo. Ah, si accende chi naturalmente fa punto, Esatto. giustamente. In guardia, pronti a voi. Super affondo di Fabrizio. Punto di Si è anche Fabrizio. accorto, Lorenzo stavolta ha dormito. Stava In dormendo. guardia, pronti a voi. Colpito alla gamba. Alt, punto di Fabrizio. Quindi anche la gamba funziona, tutto il corpo. Quindi. In guardia, pronti a voi. Proprio dalla punta dei piedi alla maschera, schiena compresa. E questo questa è spada, mi dicevi? Questa è la vero? spada, sì. Le altre due discipline sono il fioretto e la sciabola, che hanno regole abbastanza anche diverse, bersaglio valido è diverso. Sì. Quindi c'è molto studio veramente nell'avversario Sì, per trovare la parte tattica e strategica. È un po' come una partita a scacchi. Punto verde. Punto di Fabrizio. Pensavo avesse affondato 4 a invece 1. 4 In guardia, pronti a voi. Dicevo, la parte di studio dell'avversario è molto importante. Certo. Poi vabbè, loro si conoscono ormai. Perché ci sono dei segreti, ci si conosce insomma. Si sa un pochino. Alt. Alt, punto di Lorenzo, 4 a 5. In guardia, pronti a voi. Secondo me ti stai perdendo un po' con il giudice. Vuoi far vincere Lorenzo, lo so. Lei è un po' un giudice 4-2. juventino, potrebbe fare l'arbitro per la Juventus ogni tanto. Adesso mi ameranno tutti gli juventini, lo so, però insomma, vabbè, insomma, stavo scherzando, sono juventino anch'io, quindi. Si comincia così, no? Quindi. Ecco, Alt, punto sempre di Lorenzo, 4 a 3. 4 a In 3. guardia, pronti a voi. Pronti a voi, in guardia, quindi si arriva ai 5. Si arriva ai 5, Si arriva ai esatto. 5, perfetto. E questo è un modo anche da allenarsi a casa col wifi. Perché così, wifi sì, è molto comodo. nel corridoio di casa, magari. Alt. Alt, 5 a 3, vince Fabrizio. Eravamo 4 a 3, però siamo diventati 5 a 3 giustamente perché Juventus contro Milan d'altra parte. No, Molto bravi. Bravi ragazzi. Un applauso. Bravissimi, bello sport, bellissimo. Ci avviciniamo, complimenti, io mi sono permesso di scherzare perché so che gli juventini mi odieranno, ma io sono juventino anch'io, quindi d'altra parte mi permetto di fare autocritica. In effetti non vengo mai da solo. C'è sempre qualcosa che c'è sempre. Allora, detto questo, ci mancano pochissimi secondi. Dopo naturalmente abbiamo la nostra Milena che si farà sentire come sempre dalla sua voce meravigliosa un pezzo musicale e poi vediamo un pochettino, io mi sono scaricato quelle che possono essere un po' di regole per quanto riguarda insomma la prevenzione diciamo del fenomeno del bullismo. Abbiamo 3 secondi, andiamo in telegiornale e ci vediamo subito dopo per la parte conclusiva. Eccoci qua con la nostra bellissima Milena che come sempre, appuntamento atteso da tanti, ci canterai questa sera? Make You Feel My Love. Ma sicuramente. Abbiamo parlato tanto di bullismo, questa sera vi canto una canzone che parla d'amore Sì. e di quanto siano importanti le modalità con cui Ci si approccia, esatto. si trasmette. Bene. Esatto. Ripeti il titolo che tu sei Make più You Feel inglese. My Love Make You di Feel My Bob Love. Dylan. Bob Dylan, Milena, eccoti qua. Grazie. Ciao. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear and there is no one there to dry your tears,
I could hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made up mind up yet, but I would never do you wrong. I've known it from the moment that we met, no doubt in my mind where you belong. I'd go hungry and I'd go black and blue, I go crawling down the avenue. I know there's nothing that I wouldn't do to make you feel my love. The storms are raging on the rolling sea and on the highway of regrets. The winds of change are blowing wild and free. You ain't said nothing like me yet. I could make you happy, make your dreams come true. Nothing that I wouldn't do. Go to the end of the earth for you to make you feel my love, to make you feel my love. Bravissima, voce straordinaria. Grazie per essere qua tutte quante le settimane con noi. Questa settimana un pezzo sempre meraviglioso e insomma ci rivediamo la prossima settimana. Sai già cosa farai? No. Ci penserai, sorpresa, Esatto, sorpresa. Brava. esatto. Milena Mingotti, grazie. Grazie mille. Ragazzi, avete visto che brava, che voce, Pelle d'oca. Pelle d'oca, Sì. veramente brava, una voce straordinaria. Allora, chiudiamo con l'Accademia della Scherma di Imola, corsi estivi. Sì, corsi estivi li facciamo lì nella nostra palestra, quindi su immagino. Montericco, Ok. insieme alla scuola Don Bosco. Tutte l'estate, quindi, Tutte l'estate, per, quindi informazioni potete cercare la nostra pagina Facebook Accademia della Spada Imola, lì avrete tutte le informazioni, il volantino e Tutto come quanto iscriversi quello, e tutto, esatto. Provate perché la scherma è veramente molto bella. Allora, ve l'avevo promesso, velocemente i vostri nomi. Alba Di Marco. Alba Di Marco, questa qui sembra una località turistica. Edoardo Morsiani. Edoardo Morsiani. Sabbiani Sofia. Eric Andalò. Barbieri Davide. Complimenti Barbieri. Sara Andalò, fratelli? Sì. Ah, eccoli là. L'arbitro della Juve qua come funziona? Federico Ariotti. Federico Ariotti. Fabio Tamburi. Ricordatevi Federico Ariotti, prossima Champions ci sarà lui. Chiara Tamburini. Chiara Tamburini. Lorenzo Contini. Fabrizio Di Marco. Lorenzo? Rontini. Rontini, del cognome adatto, perfetto. Fabrizio Di Marco. Lorenzo Versailles. L'hai già detto? No, ok, perfetto. Manca qualcuno? L'abbiamo detto tutti? I ragazzi dell'Accademia della Spada, bravi, belli, complimenti. Frida, mi sento un ragazzino anch'io qua in mezzo. Sì, puoi rimanere lì Maurizio se vuoi. Allora, dottor Albertazzi, parliamo allora del progetto a livello appunto della regione Emilia Romagna. Che cosa succede? Il progetto Mi fido di te. Allora, il discorso è che noi abbiamo avviato una sperimentazione nel comando di Terre d'Acqua proprio sollecitati dagli agenti, dal comandante e dall'ispettore Crema. Hanno avuto questa idea che ci è sembrata un'idea interessante da mettere in campo e da testare in una realtà, diciamo, contenuta. Visti i risultati, abbiamo fatto da osservatori come regione e stiamo ragionando su un'esportazione sul territorio. Tenete conto che noi abbiamo in ogni comune una polizia locale, sono indipendenti, dipendono dai comuni, ma la regione ne coordina quelle che sono le attività e ne coordina quelli che sono gli stili di lavoro e operativi. E questo può diventare oggetto di una diffusione sul territorio. Noi abbiamo 4.000 uomini su tutto il territorio, quindi 4.000 agenti, uomini e donne, che
vanno nel periodo scolastico già in aula per l'educazione stradale. Questo è un must, diciamo, fanno 20.000 ore all'anno, sono presenti nelle scuole di tutta la regione. Stiamo ragionando su portare in aula, ragionando con le scuole ovviamente, valutando con tutti i soggetti coinvolti rispetto a questi temi, sull'introdurre piano piano l'educazione alla legalità da un lato, che è un altro tema che meriterebbe forse un'intera puntata, e il discorso del bullismo attraverso progetti innovativi, perché se è vero che è facile andare in aula con l'educazione stradale, con i bambini delle quarte, quinte, terze elementari, già è più complicato andare in aula in uniforme con dei ragazzi che vanno a scuola in terza media. Solo una cosa, l'esperimento ci sembra essere andato bene, cominceremo piano piano a esportarlo in altre realtà. Bisognerebbe mettere a punto anche un corsettino per i genitori, sarebbe una cosa bella, no? Magari coinvolge anche i genitori per ascoltare per ascoltare un pochettino di più i ragazzi. Allora, un po' anche prima di andare nel dettaglio, visto che siamo ancora qui, prima dei saluti finali, e poi se c'è tempo Giorgio mi deve vedere un po' la storia del bullismo all'epoca di Aristotele, no? Di chi è di un pochino più ok, beh, lui c'ha sempre è amico sempre dei personaggi che. Allora, 10 regole per andare contro quello che è il fenomeno del bullismo. Allora, vediamo se siamo d'accordo. Rispetto, lo scherzo è bello ma deve durare poco, cioè è giusto scherzare tra compagni, divertirsi, però poi non si può andare oltre, giusto? Siamo d'accordo? Lo scherzo è bello se è condiviso. Tenga il microfono, se no dopo. Lo scherzo è bello se è condiviso. Se uno non vuole, insomma, poi lo scherzo a volte va un pochino oltre, quindi giusto. Dialogo, importantissimo, vero? Quindi i ragazzini, parlare con i ragazzi, fatelo, non andate a fondo, chiedetegli il perché, credo, anche da casa, insomma, credo questo sia più uno stimolo per i genitori, vero? Il dialogo con l'ascolto. Segnalare, quindi anche i ragazzini che sono vittime, non diventare omertosi, ma nei loro stessi, ma è giusto parlate, insomma, sfogate, dite quello che succede attorno. Siamo d'accordo su questo? Possiamo lanciarlo come segnale, come messaggio. Reagisci, qui dice consiglio una reazione, può essere? Dipende. Ecco, qui infatti sapevo che c'era un po' da chi? Da anche cosa? Perché, da quando? Dalla reazione. Primo dalla reazione, poi bisogna tenere conto del fatto che la dinamica intrinseca del bullismo è che la vittima è originariamente comunque più debole del bullo, è inferiore, e quello è come ricordava anche il preside, spesso è quello il diverso, quello che magari è l'imbranato, è magari, come si diceva una volta, passatemi i termini, il ciccione, se è un maschio è un po' effeminato, quello che ha gli occhiali, cioè tutti quei portatori di quelle caratteristiche che vengono vissute dal bullo come espressione di una incapacità di stare al mondo. Ma perché il bullismo il bullismo non viene definito tipo imbecillismo? Non è più, identifica di più il... Perché abbiamo preso il verbo inglese? Perché l'hanno inventato gli inglesi. Etimologicamente etimologicamente però imbecille vuol dire incapace, che fa fatica a camminare, di ragionare. Incapace di... Ok, quindi non è... Zoppo, imbecille lo zoppo. Di cervello, infatti. Ecco, perfetto. Quindi reagisci però magari segnalando all'insegnante o alle forze dell'ordine. Questa è una reazione più, credo, razionale e logica per chi è vittima, vero? Assolutamente. Ok. Violenza no grazie, quindi nel senso quello assolutamente non rispondere con la violenza. Be social, be respect. Usa i social network in maniera responsabile e rispettosa per comunicare con i tuoi amici. Questo è fondamentale, vero? Credo quindi fare uso di questa tecnologia che è veramente utile, indispensabile. Aggiungerei che non dovrebbe essere uno specifico della rete, cioè agire in maniera rispettosa, dovrebbe essere una modalità omnicomprensiva anche in rete, cioè non è che uno deve essere in rete e poi fuori, cioè, dovrebbe essere un aspetto costitutivo. Lei da preside dire una parola così le è scappato uno stronzetto di più, mi perdoni, ma lei giustamente... Io sono famoso perché ogni tanto le parte lo stronzetto senza fare... No, benissimo, perfetto, beh, siamo in buone mani al polo liceale, no scherzo, ce ne fossero così, insomma questo è il modo di... Perfetto. Incluso non diverso, non so perché mi rivolgo a te Giorgio Bambini, non so se... No, nel senso Vedi tu, ok, benissimo, me lo spieghi dopo. L'abbiamo appena detto, pensa prima di agire,
sconfiggi il bullismo, e insomma questo credo che debba essere un po' tutti quanti noi, insomma essere parte di questo, quindi non essere omertosi noi per prima, quindi se abbiamo anche amici, coetanei che li vediamo vittime, cioè non isoliamoli, insomma cerchiamo insomma di comunque essere vicini a chi è vittima di questa... Bisogna intervenire in caso di aiuto, ecco, non dall'altra parte ovviamente, non infierire. E formula la tua regola, dice formula la tua regola per sconfiggere il bullismo, crea tu la 10ª regola della guida ed invia l'indirizzo, vabbè, consiglia. Una regola che potrebbe essere la 10ª regola che ti consigli, che ti senti di dare, Giorgio? Di accogliere il bullo soprattutto, accogliere perché il bullo è di tutta questa catena, è tutto sommato quello più emarginato, non è l'anello debole che è la vittima, certo. Però proprio perché non è la vittima è quello che finisce per essere più colpevolizzato e quindi emarginato. Ispettore Crema, anche lei da parte sua un ultimo consiglio insomma, da dare ai ragazzi? Noi ai ragazzi spieghiamo l'empatia, il mettersi nei panni dell'altro, sia da una parte che dall'altra, e quindi aggiungo che l'empatia è alla base della comunicazione, sì. È alla base, quando riusciamo a entrare in empatia col prossimo, con chiunque, riusciamo a comunicare, a parlare, immedesimarsi nell'altro, ma anche da parte degli spettatori, certo. Che sono figure determinanti. Nel vostro video avete dato un messaggio importante: se capitasse a te, quindi immagina il tuo cervello, mettiti in moto, se fossi te dalla parte di chi è vittima, questo è fondamentale. E soprattutto per gli spettatori, che giocano un ruolo chiave. Anche perché se lo spettatore, gli spettatori intervengono in una situazione di bullismo, si può evitare. Spesso si interrompe. È vero. Spesso noi abbiamo visto, soprattutto in casi che ci hanno raccontato i ragazzi di cyberbullismo, chiamiamolo così, a livelli abbastanza minimi, ma sulle banali chat di WhatsApp di classe, certo. È bastato l'intervento di 1 o 2 che dicevano basta, smettila, ci hai stancato, perché questa cosa naturalmente regredisse. Noi vi ringraziamo per quello che avete fatto, ringraziamo il vostro progetto Mi Fido di Te. Bene, io spero che questo progetto giri in tutte quante le scuole, perché comunque è efficace. Di togliere il punto interrogativo. Certo, assolutamente. Grazie mille per la vostra presenza, grazie all'insegnante per quello che fate a scuola tutti i giorni. Chiudo con una marchetta televisiva senza merdincolare niente. Direttore, lei oggi ha incontrato possiamo dirlo, l'ex nostro premier Renzi. Che mi auguro che possa ritornare ad essere. Lei se lo augura. Me lo auguro io. Insomma, vabbè, insomma, come non tutti non sono juventini, non tutti sono milanisti. Vabbè, a parte questo, cosa vi siete detti? Abbiamo 10 secondi. Io gli ho semplicemente chiesto di non abbandonare le riforme che ha avviato, in particolare la riforma della scuola. Certo. L'ho visto un po' depresso, a dire il vero. E mi ha detto, è entrato in empatia con gli italiani lui. Mi ha detto, mi ha detto, ma sono stato un po' aggressivo. Io ho detto, ma l'aggressività non c'entra, le leggi vanno portate a termine. È stato un po' bullismo anche lui, il suo, quello che ha fatto. No, bene, ok. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti. Grazie, ciao.